Dopo l'approvazione di una mozione a sostegno dello Ius Scholae in Consiglio Comunale a Padova, anche in Regione Veneto sono state presentate due risoluzioni per chiedere una revisione delle regole per l'acquisizione della cittadinanza italiana presentate dai gruppi del Partito Democratico e del Veneto che vogliamo. Lo annunciano le capogruppo Vanessa Camani del PD ed Elena Ostenel del Veneto che vogliamo, che chiedono la calendarizzazione dei due documenti. Il tema però nasce in seno alla coalizione di governo con Forza Italia che per voce del suo presidente, ministro degli esteri Antonio Tajani, ha parlato di una riforma necessaria, linea seguita anche dalla consigliera regionale forzista Elisa Venturini. Forza Italia ha posto la questione, ha detto approfondiamo e parliamo, non ha posto come posso dire un dato definitivo, ha detto incominciamo a parlare di questo istituto, nel senso che non si parla di immigrazione irregolare, si parla di garantire ai ragazzi che effettuano un determinato percorso che dura un tot di anni, minimo 10, nell'ambito dei cicli scolastici, che magari devono sostenere degli esami e nel corso del dibattito vengono magari introdotte ulteriori requisiti, ecco, per questi ragazzi valutare il fatto di concedere la cittadinanza. Secondo me può essere motivo di riflessione a tutti i livelli e può rappresentare anche un motivo di dimostrazione che in qualche maniera c'è un'evoluzione nella società e si tiene conto anche di come la società sta evolvendo.